pezzo pubblicato dalla Effici Editore di Grosseto e noi abbiamo proprio Clemente al telefono. Buongiorno Clemente. Buongiorno ragazzi. Ciao Clemente. Si tratta di un romanzo di formazione che segue una linea introspettiva. Ce ne parli Clemente? Esattamente. Diciamo le foglie fisse che potete notare sulla copertina simboleggiano appunto, come voi sapete, in autunno sono molto friabili e questo stanno a simboleggiare una situazione instabile, precaria, senza fondamenta. E il protagonista Sergio di questo romanzo è in perenne lotta con i limiti fragili di un destino storico. Noi ci troviamo in una situazione di assoluta precarietà, di preoccupazione, fragilità dei rapporti interpersonali. Tutte queste cose messe insieme fanno parte di un contesto che oserei definire fiabile e ruota intorno al protagonista. Sì, il protagonista è Sergio, se non sbaglio, giusto Clemente? Sì. È Sergio ed è un addetto al controllo qualità presso Villa Serenità ed è una persona, se non ho capito, con un male, una grande empatia, però allo stesso tempo ha anche un po' difficoltà, diciamo, nelle relazioni interpersonali, sentimentali, giusto? Sì, giusto. E praticamente questo è il tema del romanzo di questo protagonista, che continuamente ha delle difficoltà a superare, diciamo, tutte quelle che sono le difficoltà di noi uomini del 2015. Cioè noi ogni volta che vogliamo realizzare un desiderio, sia professionale che sentimentale, troviamo sempre delle difficoltà che ci portano mai a vivere pienamente il presente, continuamente si tende a rivolgere un abbraccio, diciamo, molto affettuoso ai ricordi e poi nello stesso tempo a proiettarci ogni volta verso il futuro, verso un mondo fatto di speranza. Esattamente, tra l'altro ho visto che tu appunto se dovessi, diciamo, indirizzare questo libro a qualcuno, tu lo indirizzeresti a tutte quelle persone che conducono un'esistenza eccitata, quasi frenetica, che appare priva di salde fondamenta, giusto? Esatto. È un pubblico, diciamo, purtroppo abbastanza vasto, di tutte quelle persone che quotidianamente lavorano, si impegnano, vorrebbero dare di più e fare molto di più, però purtroppo il contesto storico, la situazione in cui ci troviamo non dà quella spinta ulteriore per poter realizzare effettivamente i propri progetti. Clemente, prima di salutarci, vogliamo ricordare dove è possibile trovare il tuo libro? Allora, il libro è possibile acquistarlo sul sito della casa editrice Effici e prossimamente in tutte le migliori librerie della Campania. E allora ti facciamo un grande bocca al lupo per Frantumi di Calma Apparente, grazie a Clemente Cipresso. Ciao Clemente, buona giornata. Ciao, grazie. Grazie Clemente Cipresso.